abbiamo trovato una grande disponibilità da parte di tutti gli attori, in particolare le parti sociali, i fondi professionali, i fondi previdenziali, sia quelli contrattuali che quelli privati, le banche, le assicurazioni, ma anche la scuola, il terzo settore, tutti interessati ad approfondire le ragioni del welfare. Quindi è stata una giornata, almeno in questa prima parte, in cui abbiamo approfondito i motivi per cui è importante parlare di previdenza complementare proprio come sostegno a una futura pensione, e anche di previdenza sanitaria come sostegno a servizi sanitari di eccellenza. Poi la cosa interessante di oggi è che abbiamo affrontato anche l'altro welfare, cioè il welfare territoriale e quello aziendale, mettendo in evidenza come l'opportunità di usare gli accordi di welfare aziendale, se pensati in termini territoriali, consente questa opportunità di valorizzare, diciamo, a chilometro zero le presenze nel territorio che offrono servizi. Quanto vale questo mercato? Vale molto, perché potrebbe valere, si dice 20 miliardi, nella nostra regione potrebbero essere magari un miliardo di euro, anche se fosse semplicemente 500 milioni di euro di nuovi consumi, di nuovi acquisti, di nuovi servizi, può rappresentare una cosa molto interessante per il nostro territorio.